Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, oggi è un weekend speciale per me perché a dirvi la verità ho avuto una settimana molto impegnativa, quindi che pensate, mi faccio coccolare anch'io ogni tanto e questo sicuramente. Chi fa il mio mestiere lo fa per amore, lo fa per passione e sicuramente quando ha bisogno di coccole va da un collega per farsi preparare qualcosa di buono. E io così ho fatto oggi, sono al ristorante Stro di Palazzolo e qui con me c'è un giovane collega bello e affascinante ma anche talentuoso, Lorenzo. Buongiorno Lorenzo, come stai? Bene, bene. Oggi ho coinvolto Lorenzo per la preparazione di un dolce. Come tutti voi sapete, io sono una cuoca pasticciona, quindi non ho delle ricette che seguo normalmente, ma per quanto riguarda i dolci dobbiamo essere abbastanza precisi. Quindi il nostro Lorenzo stamattina preparerà per me un dolce che è un dolce tipico, molto antico, una ricetta molto antica, però lo preparerà in chiave moderna. Lorenzo, quali sono gli ingredienti che ci servono per questo dolce? Allora, gli ingredienti principali del dolce sono ovviamente il latte, del pane comunque raffermo, sì. Quindi qui andiamo contro la lotta allo spreco alimentare. Giusto. Burro, zucchero, miele, anice stellato, chiodi di garofano, amido, sì. amido, vaniglia e cannella. Abbiamo anche un po' di panna. E della panna. Quindi come Lorenzo ci ricordava, andiamo anche contro appunto lo spreco alimentare, quindi usiamo il pane raffermo non solo per fare del pan grattato a casa, delle bruschette, insomma quello che ci può servire, ma anche un dolce. Utilizzabile per qualsiasi... Perfetto, tu già hai messo il latte a scaldare qualche minuto fa, in modo tale che noi lo abbiamo pronto e adesso stiamo andando a pulire la vaniglia. Come sapete la vaniglia è un aroma, una spezia molto importante nella preparazione dei dolci, quindi è anche una spezia molto preziosa, no? Sì, certo, a volte è anche l'ingrediente principale di un dolce. Un dolce sicuramente. Quello che stiamo andando a preparare sarà un dolce al cucchiaio, un dolce diciamo che tutti saranno felici di assaggiare, ma purtroppo per voi, cari amici di Io Compro Siciliano Chef, oggi la nostra cuoca pasticciona assaggerà per voi. Lorenzo ha aggiunto nel latte anche la cannella e quindi il prossimo step è quello di andare a scaldare il nostro latte. Come vi dicevo, oggi io sono particolarmente stanca e quindi ho bisogno di tenermi un po' su e un po' allegra. Tutti sapete che io sono golosissima di dolci, quindi mi godrò questo dolce che il nostro Lorenzo ci sta preparando. Prossimo passaggio. Cominciamo con la preparazione del pan barbecue. Sì. Come abbiamo detto è del pane che comunque è raffermo. Sì. Lo tagliamo a fette. Può essere un pane normale, un panino, questa è un pane qualsiasi, io sto usando un panino al latte, ma sì, comunque si può utilizzare un pane qualsiasi. Quindi il pane che noi abbiamo a casa, che rimane da qualche giorno. In un altro contenitore mettiamo 300 grammi di panna con 50 grammi di zucchero. Con 50 grammi di zucchero. Poi ovviamente vi passerò la ricetta, così potrete guardare tutti i passaggi e sarà più facile andarlo ad eseguire. Lorenzo oggi ci sta proponendo una ricetta molto semplice, ma a volte la semplicità è quella più difficile da realizzare perché basta un piccolo errore e tutto va a monte. Quindi stiamo aggiungendo l'anice stellato per profumare la panna. Bene. E i chiodi di garofano. Queste sono due spezie che hai aggiunto tu in questa versione di crema al latte o è una ricetta che comunque è comune per profumare il latte? Questa qua è comunque è per profumare il pan barbecue. Sì.
a piacere mio, insomma, si può aggiungere qualsiasi qualsiasi tipo di cosa. spezia che si vuole. Io preferisco chiodi di garofano e l'anice stellato. Perfetto, quindi poi magari per chi non li ama può aggiungere delle bucce d'arancia o delle bucce di limone. A preferenza. La panna va un po' scaldata, altrimenti non si scioglie. Certo. E quindi Lorenzo aveva già precedentemente scaldato anche la crema di latte, quindi la panna. Mettiamo il pane ad ammollarsi. Sì. Ragazzi, già questa preparazione sta proprio emanando un profumo che voi non potete immaginare, quindi vi consiglio poi di replicare questa ricetta a casa. Adesso stiamo andando incontro alla Pasqua, quindi diciamo questo è un dolce che possiamo facilmente fare per il nostro pranzo, per i nostri bambini durante il pomeriggio. L'ispirazione, io ho preso l'ispirazione comunque sempre da mia mamma. Quindi, certo, tu da piccolino, voglio dire, sei stato sempre in cucina. Io ho conosciuto Lorenzo che era un giovane adolescente, adesso sei un giovanotto, ma logicamente chi sta in cucina apprende proprio l'amore per la cucina dalla mamma e dalle ricette di famiglia, no? Quindi la mangiavi spesso questa ricetta a casa? Non così che avevo detto. Certo, vabbè, ma d'altronde le generazioni avanzano e bisogna un attimo... Possiamo andare con la preparazione del pomodoro. Ok, perfetto. E allora ci spostiamo nel lato della cucina, quindi entriamo proprio nel vivo della preparazione. Lorenzo ha già messo qui una padella a scaldare, una padella normale, non abbiamo bisogno di una padella preferibilmente antiaderente, perfetto. Quindi il passaggio qual è? Il passaggio è scaldare la padella, aggiungere del burro e mettere il pan bagnolo che abbiamo messo in infusione con la panna, l'anice stellato e il iodio di cavolo. Perfetto. Quindi diciamo il passaggio è quello proprio di mettere il pane con il burro a fare rosolare per fare questa crosticina deliziosa. Io non vedo l'ora, a me sta venendo già l'acquolina in bocca. Purtroppo sono golosa, non ci posso fare niente e stare qui in cucina diciamo nella preparazione di un dolce è molto bello, perché di solito sono io che preparo per gli altri e invece oggi mi sto facendo questa coccola. Loro qui hanno una cucina bellissima che io adoro, che diciamo è nel mio stile. Perché quando io ho aperto il mio primo takeaway in Ortigia a Siracusa avevo proprio una cucina a vista, quindi loro qui è come se fossero in un ponte di comando. Qui c'è la cucina, al di là di questa vetrata c'è poi la sala della ristorazione, quindi per i clienti è facile vedere le preparazioni. Quindi mettiamo il burro in padella. E aggiungiamo il pane. Qui Lorenzo noi abbiamo anche la tradizione a Palazzolo del pane fritto, quindi diciamo questa è una ricetta che miscela un po' le usanze francesi, dei dolci, ma anche qui a Palazzolo c'è l'usanza del pane raffermo fritto, perché appunto non si butta nulla, soprattutto nella tradizione contadina, quindi chiunque a casa aveva del pane raffermo delle uova e si faceva proprio il pane come se fosse una frittata, e poi sopra veniva condito con del formaggio, dell'origano, insomma un po' a piacere per tutti i gusti. Quindi come vedete questa è una preparazione che sembra semplice, ma ci vuole pazienza, perché bisogna far dorare la crosta del pane. In ogni cucina tradizionale c'è una ricetta di questo genere. Io una volta ne ho preparato una con un mio amico inglese, che abbiamo fatto un pudding a forno proprio con il pane raffermo, che però loro usano il pane da sandwich con il latte che poi viene infornato, è abbastanza delizioso anche quello, però questo sembra abbastanza ipocalorica, ti devo dire Lorenzo, in effetti sta rientrando un po' proprio nella voglia di coccola. Ecco, magari non ci possiamo permettere questa ricetta più volte ogni tanto, perché ovviamente
Cosa ho detto? Ah, ecco, non è una ricetta ipocalorica. Qua infatti mi dicono l'emozione, ho detto è una ricetta ipocalorica, non lo è per niente, anzi è ipercalorica e quindi ce la possiamo permettere una volta ogni tanto. Poi dopodiché, quindi questo pane dove va sistemato? Questo pane lo passiamo nella carta, lo asciughiamo Sì. e poi viene tagliato e pronto per impiattare. Perfetto. Nel frattempo c'è il nostro latte in bollitura, quindi nel latte abbiamo aggiunto soltanto la vaniglia e la cannella, quindi in questo momento sta assorbendo tutti i profumi di questi due aromi. Come vedete il pane si è intunito, quindi sta cominciando a fare quella crosticina che serve. Lorenzo, finalmente abbiamo la fortuna di avere ristoranti aperti, perlomeno a pranzo, poi durante questi mesi duri di chiusura vi siete dati da fare, siete reinventati anche portando il sushi a Palazzolo, perché logicamente quando si è giovani si conoscono le mode del momento, loro sono stati i primi a portare anche il sushi a Palazzolo. Prego Lorenzo, vai al banco, e quindi diciamo c'era la tradizione il venerdì di avere il sushi a casa come delivery. Poi comunque state continuando a fare il delivery serale o... Ci muoviamo comunque, cerchiamo dalla pizzeria al qualcosa di ristorante, cerchiamo di farlo sempre. Non è facile, essendo in un piccolo centro, diciamo che il delivery non è sempre facile da mantenere, però loro qui al ristorante hanno anche una cucina proprio a chilometro zero, perché qui sotto al ristorante c'è una veduta spettacolare dell'Etna, perché ci troviamo sulla panoramica di Palazzolo, hanno un bellissimo orto, quindi raccolgono le erbette per le loro ricette e coccolano i loro clienti così come se fossero familiari. Allora, continuiamo con la preparazione della crema di latte e aggiungiamo 100 grammi di amido. Sì. 100 grammi di amido, che quindi eventualmente questa è una ricetta che possiamo realizzare anche senza glutine, perché chi ha problemi di glutine può realizzarla con un pane gluten free e possiamo utilizzare un amido senza glutine, possa essere la maizena o la fecola. E 100 grammi di zucchero. E 100 grammi di zucchero. Poi anche lì ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi usa la farina. Per poter realizzare questa ricetta. Io preferisco l'amido, perfetto. Quindi adesso andiamo a realizzare proprio la crema che poi andrà a ricoprire il nostro pane. Il latte già è abbastanza caldo. Questo è un segreto di cucina che vi possiamo suggerire per poter realizzare una crema che sia una crema pasticcera, una crema al cioccolato, in modo più veloce. Scaldare il latte serve appunto a velocizzare questo processo. Quindi già mescolando l'amido e lo zucchero si versa il latte nella crema e possiamo andare a realizzarla. Lorenzo logicamente sta utilizzando un colino perché all'interno del latte era stato messo la vaniglia e la cannella. In questo modo fare la crema sarà velocissimo. Sì, tra qualche minuto siamo pronti. Come vedete anche oggi non mi sono distaccata molto dalle ricette che di solito vi propongo, perché nonostante questa che sta realizzando Lorenzo Fiorentino del ristorante Stro per me stamattina sembri una ricetta complicata, invece è una ricetta proprio della tradizione popolare che tutti noi abbiamo realizzato in casa almeno una volta, però lui ce la sta realizzando in chiave un po' più moderna. Quindi aspettiamo che la crema raggiunga il punto di cottura perfetto e poi andremo a vedere anche il resto della preparazione.
Lorenzo, cosa vuole di pentola? Cosa state preparando per questo weekend di buono? I vostri piatti stagionali di questo momento? I nostri piatti stagionali usiamo sempre prodotti di stagione, sì. Infatti il nostro menù cambia da stagione a stagione. Bellissimo, questa è una cosa fantastica. Io ho visto che ultimamente state preparando dei ravioli con la degli gnocchi con la borragine. Quindi sono degli gnocchi di ricotta con la borragine. Ragazzi, la borragine io già l'ho preparata qualche puntata fa, è un'erba spontanea di questo periodo, un'erba anche infestante, però che ha tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo. È una crema, è una verdura che si può utilizzare in cucina. L'unico problema che presenta è quella di avere un po' di spine nelle foglioline, quindi eventualmente dobbiamo usare dei guanti se ci danno fastidio durante il lavaggio e la cottura di questa verdura, ma poi è veramente ottima. Voi la realizzate in crema? Sì, un suggerimento per usare la borragine? Noi semplicemente la bolliamo e la frulliamo. E la frulliamo, quindi diciamo è anche un modo per preparare un pesto, una crema per condire la nostra pasta. Bene, la crema si sta addensando. Come vedete io sono molto così eccitata perché non sto vedendo l'ora di vedere questo dolce realizzato. Mi sento una bambina dentro un negozio di giocattoli, ma per me il negozio di giocattoli in questo momento è questa cucina dove Lorenzo si sta realizzando questo dolce. Lorenzo ha già preparato anche diciamo il miele che servirà a finire questa ricetta, e adesso vediamo come andrà a decorare questa crema che vi ricordo abbiamo realizzato abbiamo plurale maestatis, ma Lorenzo sta realizzando questa ricetta per me, l'abbiamo realizzata con del pane raffermo che tutti quanti abbiamo in casa, con del burro, del latte, della crema di latte, quindi panna, dello zucchero, della maizena per poter realizzare la crema, quindi la crema è stata realizzata con maizena, zucchero e latte, e nel latte Lorenzo mette in infusione una bacca di vaniglia e della cannella. Vedi, io lo adoro, guardate qui che piattino che mi ho preso. Lo spostiamo qui nel tagliere, ti viene più comodo? Il profumo, guardate che è veramente eccezionale, nonostante diciamo, il caschetto arriva, anzi tra un po' appanno tutto, ma è ottimo. Quindi andiamo ad affettare questo pane che ormai ha assorbito anche tutti gli odori, perché ricordiamo il latte è stato messo ad ammollarsi dentro la crema di latte preriscaldata e poi mescolata con dello zucchero, a cui Lorenzo ha aggiunto due profumi che lui ama particolarmente, l'anice stellato e i chiodi di garofano. E devo dirti la verità, i chiodi di garofano io non me li sarei mai immaginati all'interno di un dolce alla crema, ma penso che saranno deliziosi, perché se tu li vai ad utilizzare vuol dire che si adattano bene nella profumazione. Come continuiamo? Continuiamo con l'aggiunta di miele. Io ho usato miele di agrumi, ma comunque quello anche a preferenza di chi che consuma. Vabbè, in Sicilia abbiamo tantissimi tipi di miele che possiamo andare ad utilizzare, quindi diciamo anche se fosse un millefiori sarebbe super profumato e buono. E aggiungiamo un po' di liquirizia. Ah, il tocco finale è la liquirizia. Io pensavo, sai, che fosse un po' di cannella in polvere, invece l'odore tramite il caschetto non mi è arrivato. E il nostro dolce è terminato. Quindi abbiamo realizzato una crema al latte con all'interno molti profumi. Questi dadolini di pane sono realizzati con il pane raffermo che viene
ammollato in di garofano e poi viene fritto dentro al burro. E beh, speriamo che i nutrizionisti, i nostri amici, non abbiano troppo da ridire su questa ricetta. Vabbè, ma ce la mangiamo una volta sola, non è che andremo a mangiarla tante volte. Amici di Io Compro Siciliano, io ringrazio Lorenzo Sorrentino. Se volete assaggiare questa ricetta per coccolarvi un po', ma anche altre ricette, i ragazzi di questo ristorante, siete tutti giovani, quante persone siete? I soci di questo ristorante quanti siete? Siamo 3 soci. Siete 3 soci? Circa 10 totale di ristorante. 10, insomma, quindi state uscendo da un periodo abbastanza duro. Andiamo al ristorante, cerchiamo di incoraggiare gli chef e i proprietari che hanno investito tantissimo nel loro lavoro. Vi suggerisco almeno una volta al mese, credo che possiamo farlo tutti, di andare a trovare i nostri ristoratori di fiducia e potrete assaggiare dei piatti fantastici che loro magari durante il lockdown si sono studiati di proposito per voi. Da parte mia e di Lorenzo vi auguro un felice weekend, ci vediamo la settimana prossima, buon dolce a tutti.